Una ricetta in meno di un minuto. Quella, cuciniamo insieme ad Andrea oggi un piatto di spaghetti in pietra, o in siciliano ciaca, ma non è un modo di dire. Veramente, volete sapere come li ho fatti? E allora, in cucina. Il bellissimo lungomare di ieri mi ha ispirato questa antica ricetta fatta chi ciachere mare, o pietre o sassi di mare, insomma, chiamateli come volete. L'importante è che abbiano dell'alga attaccata su. Li ho trasportati a casa con dell'acqua di mare, dopodiché un classico soffritto con dell'aglio, del prezzemolo e giurano speciali. La padella, mi raccomando, non deve essere antiaderente. Giriamo un paio di minuti, inseriamo i pomodorini, 2 cucchiai di acqua di mare, dopo 2-3 minuti gli spaghetti, un po' di acqua di mare ancora e dell'acqua minerale. Togliamo le pietre perché sono indigeste, ma prendiamo un po' delle alghette, li misceliamo con un po' di prezzemolo e spadelliamo. L'ho lasciato in padella perché non è un piatto elegante, ma ad ogni forchettata direte "bedda madre".